Sanguinosa aggressione all'alba. Uno spacciatore tira fuori il coltello, aggredisce e colpisce alla gola un acquirente con l'obiettivo di rubargli il denaro, 40 euro, dandosi poi alla fuga. Immediato l'intervento delle pattuglie della squadra volanti inviate in emergenza in via Rattazzi e poi in viale San Lazzaro. È qui che il cittadino serbo, noto alle forze dell'ordine, è stato minacciato da un cittadino ghanese nell'atto di acquistare cocaina. Prima spintonato e nel tentativo di divincolarsi, colpito con un coltello e ferito al viso e alla gola, tagli al volto e al collo che i medici hanno giudicato guaribili in 15 giorni. Si tratta di persone conosciute che gravitano nel mondo dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Siamo intervenuti immediatamente e grazie anche all'indicazione poi fornita dal titolare di un esercizio pubblico siamo riusciti ad individuare l'autore di questo reato e quindi poi poterlo denunciare e sequestrare l'arma che è stata utilizzata. Rintracciato nelle vicinanze, lo spacciatore, 19enne ghanese con a carico numerosi precedenti penali per rapina e altri reati, è scattata la denuncia per rapina aggravata e lesioni e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. È importante che sul territorio non si, come si dice, non si strutturi la presenza di persone che non hanno titolo per permanervi, soprattutto poi se queste persone sono solite vivere compiendo reati.